Questo è un apparecchio invisibile. Sono delle mascherine trasparenti che noi applichiamo molto agevolmente così e vedete che praticamente sparisce. Si esegue un'impronta digitale, quindi con una telecamera senza le paste, quindi molto più comoda, e si fa una programmazione di tutti gli spostamenti che vogliamo eseguire sulla dentatura. Andiamo a vedere qualche caso eseguito. Vediamo questa ragazza, 25enne, aveva questi denti praticamente affollati ed è stato programmato un allineamento. Questa è la parte allargata inferiore e questa è l'arcata superiore. Vediamo quanto allineati sono questi denti e vediamo anche la parte frontale. Si può vedere effettivamente anche una maggior luminosità dentale data dall'allineamento. Questa parte e questa parte. Vedete? Altro caso, ragazzino di 13 anni con ancora i denti in crescita, vediamo i canini ancora ritenuti e vediamo l'aspetto finale. Come è stato eseguito? Vediamolo dal punto di vista occlusale. Vediamo che i canini non avevano spazio per entrare nell'arcata, quindi sono stati distalizzati tutti i denti diatorici e è stato fatto lo spazio per i canini e vediamo che allineamento veramente perfetto è stato eseguito. Questa è la parte inferiore, stessa cosa, non c'era lo spazio per i canini, sono stati indietreggiati tutti i denti premolari e i molari e sono stati applicati all'interno dell'arcata dentaria inferiore. Questo è il risultato finale. Quindi è un apparecchio molto versatile, si tiene 20 ore al giorno, si toglie solo per mangiare, si può tenere di notte, si può tenere quando si fa sport, è praticamente indolore perché ogni mascherina avrà uno spostamento di 0,2 mm ed è stato studiato proprio per non avere dolorabilità. Quindi ogni 10 giorni o una settimana viene tolto e poi man mano noi facciamo i controlli ogni mese, mese e mezzo e proseguiamo per tutta la durata del trattamento. Questo è il trattamento ortodontico invisibile che può essere utilizzato sia per gli adulti sia per i bambini.